Tragedia ad Asiago, coniugi anziani avvelenati dalla figlia con gli psicofarmaci, la donna poi si toglie la vita, i cadaveri scoperti nel loro appartamento. Non si può rischiare la vita per un panino, lo sconforto del papà di Manuel Bortuzzo, il 19enne promessa del nuoto ferito dal colpo di pistola a Roma per uno scambio di persona, l'appello chissà parli. All'ospedale San Camillo di Roma ha effettuato con successo il primo intervento al mondo al cuore di un paziente affetto da progeria e il paziente è semibasso. Pronta la delibera sul contributo d'accesso a Venezia, la tassa di sbarco partirà il 1° maggio, stamattina Cafarsetti, riunione fiume della Giunta e presentazione. Ha azzerato la Giunta ed è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, ma il sindaco leghista di Rovigo annuncia non mi dimetto, non mollo. L'imprenditore vicentino ha deciso di congelare parte del suo patrimonio personale per donarlo ai suoi lavoratori, obiettivo incentivarli a fare figli e combattere la denatalità. Oltre le polemiche, le discussioni, domani in 100 sale cinematografiche italiane la proiezione di Red Land, il film sulla tragedia delle Foibe e di Norma Cossetto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, questa terribile tragedia che si è verificata ad Asiago. La notizia è arrivata nelle redazioni poco tempo fa. Una figlia avrebbe avvelenato gli anziani coniugi con degli psicofarmaci, poi la donna si è tolta la vita, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo subito in diretta telefonica con Asiago, dove c'è per noi Barbara Todesco. Buonasera Barbara. Buonasera Marta, sì, ha proprio il profilo di una tragedia familiare quanto accaduto oggi in località Pennar sull'altopiano di Asiago. Nel pomeriggio il ritrovamento di 3 corpi senza vita all'interno di un'abitazione, un intero nucleo familiare composto da una donna di 43 anni, Silvia Marzaro, e dai genitori, padre e madre di 85 e 83 anni, originari di Mirano nel veneziano. Stando a quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Piene, si tratterebbe proprio di omicidio o suicidio. La 43enne infatti avrebbe imbottito di psicofarmaci gli anziani genitori prima di assumere a sua volta una massiccia dose di medicinali. A dare l'allarme il vicino di casa, che da ore non aveva notizie della famiglia. Sul posto è immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato l'abitazione chiusa a chiave dall'interno e hanno escluso fin dal primo momento un possibile avvelenamento da monossido di carbonio. Da quanto emerso, Silvia Marzaro soffriva di problemi di depressione ed aveva già tentato in precedenza di togliersi la vita. Ovviamente su quanto accaduto oggi non è ancora chiaro quando, tra l'altro, Silvia Marzaro abbia proprio avvelenato i genitori prima di togliersi la vita. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tiene, speriamo quindi di potervi dare maggiori dettagli nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Per ora invece da Asiago è davvero tutto, vi restituisco la linea Marta. Grazie Barbara, buon lavoro. Noi proseguiamo questa edizione veneta del telegiornale tornando a parlare del caso del 19enne trevigiano promessa del nuoto che è stato colpito da un colpo di pistola a Roma. A parlare al nostro microfono è Franco Bortuzzo, papà del ragazzo appena rientrato nella sua abitazione a Morgano dalla capitale. Sentiamo. Se qualcuno ha visto qualcosa o può dare delle informazioni utili alla polizia per identificare le persone che hanno sparato a mio figlio, ovviamente saranno ben accette. L'appello di un padre disperato a chiunque possa dare una mano. Franco Bortuzzo, nonostante le ore terribili di attesa che pesano come un macigno, è risoluto mentre chiede che vengano assicurati alla giustizia i responsabili, chi ha sparato a Manuel ferendolo gravemente. Forse qualche altro genitore che ha un figlio magari che può aver visto qualcosa, può capire cosa sto passando, può cercare di aiutare nelle indagini. Sono ore drammatiche per tutta la famiglia di Manuel Matteo Bortuzzo, il 19enne promessa del nuoto, in condizioni ancora critiche. Manuel è stato operato 3 volte dall'equipe di neurochirurgia al San Camillo. La prognosi resterà riservata fino al prossimo bollettino medico. Hanno cominciato a togliergli un po' l'anestesia e comincia a riprendere, a muoversi un po', diciamo, a reagire, ecco, all'anestesia, e quindi speriamo, siamo qua e confidiamo in un prossimo guarigione del ragazzo, che si svegli e vediamo
quali sono i danni di questo proiettile, insomma, che si è conficcato dietro alla spina dorsale, quindi non è una bella situazione, ecco, dico la verità. L'importante è portarlo in qua, poi vediamo, insomma, quello che sarà, affronteremo. È tornato da Roma da poco tempo? Sì, il viaggio è stato lungo come sempre, ieri era ancora più lungo perché scendere giù ad aspettare la risposta dei medici è stato un viaggio veramente pesante. Oggi siamo qua a riprendere gli effetti personali, ritorno di nuovo giù a Roma. La fiducia dei familiari è riposta senza indugio verso le forze dell'ordine che lavorano in maniera serrata nella speranza di assicurare alla giustizia gli autori di questo brutale agguato. Di loro sinceramente non voglio sapere nulla, non è che in questo momento mi interessi, è solo per togliere via dalla strada queste persone che secondo me non hanno neanche diritto, cioè uno non può andare a mangiare un panino che viene preso di mira in questa maniera qua, ecco. Lei chiede giustizia? No, io chiedo alla vita di mio figlio che ritorni a camminare, che ritorni a casa, che stia tranquillo, che faccia quello che deve fare e basta. Se la giustizia avrà il suo corso ci saranno persone che saranno all'altezza di farlo. E a me sinceramente non mi cambia la vita, deve cambiare la vita per la società, a me ormai la vita è già cambiata. Ci sono state delle polemiche sul ritardo dei soccorsi? Le polemiche purtroppo ci sono perché Roma è Roma. Roma è Roma, quindi si sa benissimo che una Croce Rossa prima che arrivi, bene o male, ci vuole parecchio tempo. Sono stati infatti 25 minuti, d'altronde c'era anche la polizia lì, hanno cercato di intervenire anche loro. Poi, prima di salutarci, ci mostra con orgoglio il palmarès di una famiglia appassionata di nuoto e dei prestigiosi premi che Manuel ha conquistato in vasca. Un padre pronto a ripartire per Roma con la speranza nel cuore. Mi auguro comunque che sì, ce la facciamo, dai, ce la facciamo, va bene? Nel prossimo servizio ricostruiamo l'accaduto e sentiamo l'aggiornamento sullo stato di salute di Manuel Bortuzzo. Condizioni stabili, ma ancora nessun segno di ripresa degli arti inferiori. Se da un lato proseguono le indagini per assicurare alla giustizia i due individui che sabato notte hanno sparato a sangue freddo a Manuel Bortuzzo, dall'altra c'è la battaglia che il 19enne di Morgano sta combattendo dal letto di ospedale al San Camillo di Roma. Il proiettile che lo ha raggiunto al petto, perforandogli un polmone, arrivando alla spina dorsale, è stato estratto dai chirurghi che lo hanno operato per ben 3 volte, ma se abbia causato danni permanenti saranno le prossime ore a dirlo. Manuel, fanno sapere dal Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale della capitale, presenta un buono stato di coscienza, una volta sospesa per una breve finestra temporale l'anestesia, ma sulle funzionalità del midollo non ci sono novità. In giornata era prevista una risonanza magnetica e ulteriori esami che serviranno a dare un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l'impulso nervoso. La prognosi rimane dunque riservata, la speranza di tutti è che il 19enne possa tornare a una vita normale e alla sua passione, il nuoto, che l'aveva portato, lui, atleta delle Fiamme Gialle, ad allenarsi al Centro Federale di Ostia. Così lo scorso ottobre raccontava la sua esperienza romana a un quotidiano online di informazione sportiva, Swim Beats. Dato che l'anno scorso purtroppo la stagione è andata molto male a causa mononucleosi, ho detto le cose le facciamo bene, non le facciamo. Quindi ho detto veniamo qua che è il posto secondo me migliore per me. E ci sfondiamo di mezzo fondo. Ci sfondiamo di chilometri. Chilometri di mezzo fondo. Di mezzo fondo. Mi vedi che sono come un pesciolino in mezzo agli squali. È vero che sei ancora un po' carente di allenamento? Sì, come ho fatto appunto che l'anno scorso sono stato male, sto appena riprendendo. Però sto riprendendo bene. Sul fronte delle indagini sarebbe stato identificato, ma non sarebbe reperibile, uno dei 2 individui che in sella allo scooter prima hanno urlato qualcosa, poi hanno sparato a Manuel. Piazza Eschilo, all'Axa, la stessa piazza su cui si affaccia un pub dove poco prima c'era stata una rissa, tanto che sul posto era già presente la polizia. Il giovane nuotatore trevigiano non c'entrava nulla, gli investigatori pensano che i suoi aggressori, 2 individui noti come pericolosi, l'abbiano scambiato per un altro con cui avevano dei conti in sospeso. Ancora cronaca, in strada l'ultima tragedia sul lavoro, vittima questo pomeriggio un operaio di Veneto Strade di 48 anni di Mussolente alle porte di Bassano del Grappa. L'incidente poco dopo le 14 lungo la circonvallazione esterna di Castelfranco. Miracolato ma sotto shock il collega che era con lui e che stava di fatto compiendo le stesse azioni della vittima. Il 48enne è rimasto schiacciato tra il suo furgone tamponato dal tir ed il guardrail. Sono
sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo e consegnarlo alle cure dei paramedici del 118, ma il 48enne era già senza vita. Sul posto la polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, traffico in tilt nelle due direzioni per il tempo necessario all'intervento dei soccorritori. È stato realizzato all'ospedale San Camillo di Roma il primo intervento al mondo al cuore di un paziente affetto da progeria, la rarissima sindrome che causa invecchiamento molto precoce. Il paziente è un volto molto noto, il veneto Sammy Basso. Sei l'arcangelo portiere? No, sei in terapia intensiva. Perfetto, allora sono vivo. Sono queste le prime parole pronunciate da Sammy Basso all'uscita dalla sala operatoria, a dimostrazione che non ha perso il suo proverbiale humor neppure all'indomani di un intervento chirurgico eseguito per la prima volta al mondo all'ospedale San Camillo di Roma. Sammy è il primo malato di progeria sottoposto ad un'operazione al cuore. Un intervento eseguito dall'equipe del professor Francesco Musemeci che tra i suoi rischi contemplava anche la possibile morte del paziente. Ma si sa da sempre, Sammy Basso ama stupire e così ancora una volta la sua è stata un'impresa record, la più importante di quelle, già spesso incredibili, cui Sammy ci ha abituato negli ultimi anni, dalla maratona di Venezia al viaggio on the road negli States fino alla laurea in scienze naturali. Esperienze fino a prima impensabili per una persona affetta da progeria, sindrome rarissima che causa l'invecchiamento precoce. Migliaia i messaggi di auguri arrivati a Sammy Basso che, fanno sapere dal nosocomio romano, verrà dimesso già nella giornata di domani. Tra i saluti anche quello del governatore del Veneto Luca Zaia. Caro Sammy, dopo esserci sentiti prima e dopo l'intervento, a distanza di qualche giorno voglio ribadire che anche in questa occasione hai dimostrato di essere un leone, il leone di San Marco. Sono certo che ti ristabilirai presto, conclude Zaia, e supererai con la tua forza d'animo e il tuo grande coraggio anche questa prova. A Venezia ora per parlare della tassa di sbarco presentata oggi dal sindaco Brugnaro. Tabella di marcia rispettata per la definizione della proposta di delibera per l'introduzione a Venezia del CDA, acronimo di contributo d'accesso, autorizzato dalla legge di bilancio del governo Conte. Tour de force per gli uffici comunali che hanno lavorato in collaborazione con un super studio legale per stilare da un lato l'applicazione di ciò che sostituirà l'imposta di soggiorno, dall'altro l'istituzione della ZTL per l'accesso alla città antica e alle isole minori. Chiediamo un contributo di accesso non solo perché lo chiede la legge, ma perché il costo della gestione delle pulizie di questa città è veramente molto alto. Parliamo di un delta, cioè una differenza di costo rispetto a un altro centro storico di circa 30 milioni di euro all'anno, che è oggigiorno sulle spalle solo dei cittadini e delle imprese veneziane. L'introduzione del CDA sarà soft per tutto il 2019, periodo durante il quale l'imposta sarà di 3 euro per tutti. Dal 2020 passerà a 6 euro, che diverranno 8 per le giornate da bollino rosso e 10 quelle in cui abitualmente si registrano criticità da superaffollamento turistico. Una delibera che in qualche modo contempla molte esenzioni per i residenti del Veneto, per i cittadini che abitano qui, chi paga la tassa già di soggiorno. Cerchiamo di essere il più light possibile, il meno invasivi possibile. Sostituti di imposta saranno i vettori aerei, ferroviari, navali. Sanzioni da 100 a 450 euro per chi non pagherà il contributo d'accesso. I denari raccolti saranno utilizzati per abbassare i costi sostenuti dai residenti per le manutenzioni del centro storico, per la gestione della sicurezza e delle informazioni. Non siamo interessati a fare cassa, a noi interessa la qualità di chi arriva e a questi chiediamo rispetto per una città viva. La città resta aperta, ma la vogliamo difendere, ripete Brugnaro. Noi non abbiamo intenzione di creare uno stato di polizia, tantomeno mettere i cancelli. La città resta aperta, chiediamo soltanto rispetto. Noi chiediamo rispetto, vogliamo dare rispetto. Un cittadino romeno è stato arrestato dai carabinieri per avere minacciato, puntando un coltello alla gola, un conoscente nel centro di Mestre. L'episodio si è verificato oggi intorno alle 14. L'aggressore, 28 anni, è stato segnalato alle forze dell'ordine mentre bloccava a terra la vittima, un uomo di 61 anni. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che lo hanno bloccato e disarmato. L'aggredito è stato condotto in ospedale, poi medicato per alcuni tagli al volto. Pare che tra i due, entrambi con precedenti penali, sia scoppiata una lite per futili motivi all'interno di un bar nelle vicinanze. A Padova ora, dove torna l'incubo
spaccate, mentre in mattinata è stata messa a segno una rapina a mano armata in pieno centro ad Abano. Passamontagna e Cappuccio è entrato nel negozio e ha estratto la pistola puntandola contro i titolari dell'alimentare Marsiglio. Sono stati interminabili istanti di terrore, quelli vissuti in pieno giorno in via Matteotti, nel cuore di Abano Terme, a 2 passi dal Duomo e dal municipio. Il rapinatore, che pare avesse uno spiccato accento veneto, non si è accontentato dei meno di 100 euro presi dalla cassa. Con l'arma ha minacciato anche l'unica cliente presente nel locale, rapinandola di 150 euro. Poi la fuga in sella ad una bicicletta bianca da donna. Sul fatto indagano i carabinieri e non è escluso che le telecamere di videosorveglianza presenti in zona abbiano ripreso l'uomo. Una rapina che arriva mentre a Padova si vive un nuovo allarme spaccate che ha visto 3 colpi susseguirsi in pochi giorni. L'ultimo alla gelateria romana di via Manzoni. Forzata una finestra, i ladri sono fuggiti nottetempo con 400 euro e, come spesso capita in questi casi, il conto dei danni supera il bottino. Il colpo alla gelateria padovana segue quelle al tennis club di via Libia e al centro sportivo 2000 di via Cave. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci di nuovo in onda con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Pericoloso clima di odio nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, la denuncia alla Camera dal deputato veneziano Alex Bazzaro. Sentiamo. Salvini appeso. È la scritta comparsa su alcuni muri della stazione ferroviaria di Gaggio. Nulla di clamoroso nell'episodio in sé, ma per il deputato veneziano Alex Bazzaro, che ha denunciato il fatto anche durante un intervento in aula, è il segno di un clima di odio che ricorda periodi bui della storia italiana. Gli inviti a colpire fisicamente il ministro dell'Interno, sostiene, sono sempre più numerosi in tutto il territorio nazionale. La domanda è cosa succede se qualcuno dovesse prendere le parole di questi cattivi maestri, che si chiamavano una volta, sul serio e decidesse di passare dalle parole ai fatti. E a noi preoccupa l'incolumità di una persona come il ministro dell'Interno che nel periodo delle sue funzioni fa il suo mestiere e viene costantemente minacciato, non politicamente, non in un dibattito democratico, ma minacciato di morte e di ripercussioni fisiche alla sua persona. A un ritorno della lotta armata non voglio neppure pensare, concede Bazzaro, ma che vi sia una recrudescenza di ideologie che credevamo ormai morte e sepolte, è dimostrato anche da alcune recenti prese di posizione dell'Associazione Nazionale Partigiani sulla tragedia delle foibe. Queste scritte, questi ritorni a parole di violenza che si pensavano giustamente finiti con alcuni tempi bui del nostro paese, creano un clima di allarmismo e odio che alla fine può sfociare in qualcosa di pericoloso. E l'unico modo per evitare che questo accada è condannare fortemente e da tutte le parti politiche questi gesti. È ovvio poi che se certe associazioni ritengono normale sponsorizzare, come accade nel nostro vicino Friuli, un convegno in cui si dichiarano le foibe come qualcosa di inventato dai fascisti, non ci siamo proprio. Non mi dimetto, non mi dimetterò, io non mollo mai, sono le parole del sindaco leghista di Rovigo, Massimo Bergamin, che dopo aver azzerato la giunta ed essere stato sfiduciato dalla maggioranza tiene duro e rilancia da domani ho in programma una serie di incontri anche con la minoranza e gli indipendenti. La nuova giunta il prima possibile, risponde in merito alle critiche del presidente del Consiglio Comunale Paolo Avezzù, che lo aveva rimproverato di scarsa capacità amministrativa. Bergamin rileva: non ho motivo per non avere più fiducia in Avezzù, e per quanto riguarda il suo partito, la Lega, che gli ha voltato le spalle, ribatte che i consiglieri comunali leghisti non mi hanno sfiduciato ma hanno solo fatto delle critiche costruttive. Ed ora andiamo a Vicenza, nel Vicentino, per una singolare iniziativa promossa da un imprenditore di Caltrano. Sentiamo di cosa si tratta. La famiglia è sempre stata trascurata senza tener conto che la famiglia crea un popolo, crea una nazione, crea, come possiamo dire, una continuità della nostra cultura. Lo Stato da decenni promette e poi non ha realizzato niente.
E se lo Stato non ha mai fatto niente, ci pensa Vinicio Bulla, titolare della Revit SPA, azienda che produce tubature per le piattaforme di estrazione dei carburanti, con sede a Caltrano, unica fabbrica del piccolo comune del Vicentino. 150 dipendenti, quasi tutti residenti in paese. L'imprenditore, in tempi di crisi economica diffusa, ha infatti deciso di congelare parte del suo patrimonio personale per donarlo ai suoi lavoratori. Obiettivo: incentivarli a far figli e combattere la denatalità. Per i prossimi 7 anni infatti il denaro servirà a pagare il nido e la materna dei bambini dei suoi dipendenti. Non voglio morire con soldi in banca, visto anche, tra parentesi, il comportamento di certe banche, e quindi mi pare che destinarli a questo scopo sia un incentivo anche per altri, anche per i dipendenti che non potrebbero sostenere economicamente queste spese, sono un po' scoraggiati a mettere al mondo figli, preferiscono prendere un cagnolino che costa meno, e questo non è etico. 550 euro al mese per ogni bimbo che frequenta il nido, 250 per le materne e c'è di più. Poi diamo anche per il secondo figlio un una tantum di 2.000 euro e per il terzo figlio 3.000 euro una tantum. Lei vuole lanciare una cultura di vita? Sì, perché senza vita non c'è popolo, non c'è nazione, non c'è Italia. Un'idea che Vinicio Bulla vorrebbe fosse colta anche da altri, non solo imprenditori, perché a lui sembra normale fare del bene, anzi ci scherza pure su. Morire con tanti soldi è più angoscioso. Morire poveri o meno poveri perché penso quel passo lì angoscioso si possa superare più in pace, ecco. La Regione del Veneto ha voluto sostenere, insieme ad altri enti ed istituzioni, la realizzazione di questo film per rendere omaggio ai tanti nostri connazionali che hanno pagato con la propria vita e con un dolorosissimo esilio il loro essere italiani. Lo afferma l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, commentando l'uscita domani in 100 sale cinematografiche italiane, di cui una ventina nel Veneto, della pellicola Red Land Rosso Istria di Maximiliano Hernando Bruno in occasione della giornata del ricordo. La pellicola racconta il martirio della studentessa istriana Norma Cossetto, conclude Corazzari, una delle tante vittime dell'odio anti-italiano che portò al massacro di migliaia di innocenti. Eppure c'è ancora chi spudoratamente nega questa ignominiosa pagina di storia. Come istituzioni, continua l'assessore, abbiamo il dovere di rispondere a qualsiasi forma di vergognoso ed inaccettabile revisionismo, di tutelare la memoria e far conoscere alle nuove generazioni, termina l'assessore, la tragedia e l'esodo di un popolo. Ed era questa l'ultima notizia. Vi ricordo la nostra programmazione: subito dopo i TG torna 20:10. Questa sera ospite in studio Romeo Scarpa, presidente della sezione di Treviso di Italia Nostra, e Guido Pomini dell'Ascom Confcommercio di Treviso. E poi, come ogni lunedì, torna alle 21:15 in prima serata Ring, ruspe avanti o indietro, il titolo della puntata di questa sera. In apertura parleremo dell'emergenza neve e le novità sulla raccolta tronchi in montagna dopo l'alluvione. Poi Italia in recessione, bilancio di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma le grandi opere chi le fa? In studio con Ferdinando Avarino, Giampaolo Bottaccin, assessore all'ambiente della Regione Veneto, Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia, Giacomo Vendrame della CGIL, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle e Marcello Bano della Lega. È tutto dunque per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, continua il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo per lo più stabile, tuttavia al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove, con cielo al massimo poco nuvoloso, temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi, massime tra 8 e 10 gradi.
Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà soleggiato. Sarà infatti sereno al massimo, con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota, temperature minime oscillanti tra -1 e 0 gradi, massime comprese tra 9 e 10 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue anche su questa regione un tempo stabile, soltanto qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate meridionali. Altrove invece sarà ampiamente soleggiato. Temperature minime oscillanti tra -8 e -1 grado, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi.